Lignano, Pordenone, Cosenza, Sebastiano Franco. Per evitare i play-out il Pordenone deve vincere o pareggiare, altrimenti il Cosenza conquisterà la possibilità di giocarsi la salvezza nei due spareggi proprio contro i neroverdi friulani. Formazioni: Pordenone 4-3-1-2, Perisani in porta, Vogliacco, Camporese, Bassoli e Falasco la linea difensiva, Magnino, Calò, Misuraca a centrocampo con Zammarini alle spalle di Ciurria e Musiolic. Cosenza che risponde con il 3-4-1-2, Falcone in porta, Tiritiello in grosso, Legittimo in difesa, Sueva, Sciaudone, Conè, Crecco a centrocampo con Tremolada, Lex alle spalle di Carretta e Gliozzi. L'arbitro è Fabbri di Ravenna. Linea a Lignano. È il sesto 0-0 tra Pordenone e Cosenza. Subito due occasioni per la formazione neroverde con Zammarini in corner. Si è salvato Falcone, il portiere del Cosenza, e poi Magnino, il suo destro in girata da dentro l'area di rigore centrale, parato dal portiere del Cosenza. Linea a Lignano. 18esimo allo stadio Tegil, sempre 0-0 fra Pordenone e Cosenza. Cosenza che ha iniziato ad attaccare alla ricerca di quella vittoria che le consentirebbe di giocarsi play out. Il tiro di Tremolado, un sinistro deviato sopra la traversa. Lignano. 26esimo che scocca proprio in questo momento. C'è stato un fallo in attacco di Ciurria con Falcone pronto a battere, il portiere del Cosenza pronto a battere il calcio di punizione nella propria area di rigore. Poco fa un sinistro di Tremolada per il Cosenza da 25 metri alto sopra la traversa. Falcone va direttamente nella metacampo avversaria, saltano di testa Magnino e Conè, alla meglio il giocatore del Cosenza, e poi Cosenza che propone una nuova azione offensiva con la profondità verso Carretta. Attenzione a destra per Tremolada, in mezzo per Sueva cade in aria, non c'è fallo con Calò che va a contatto con Sueva, arriva l'arbitro Fabbri, non ci sarà calcio di punizione. 26esimo, Pordenone 0, Cosenza 0. Linea Lignano. 33esimo 0-0 tra Pordenone e Cosenza. Pordenone pericoloso con un sinistro di Ciurria diagonale, si allunga Falcone e blocca. La linea può andare a Lignano. 40esimo, Pordenone 0, Cosenza 0. Da segnalare un sinistro di Tremolada alto sopra la traversa, dall'altra parte la risposta del Pordenone di Domizzi con Ciurria che è un altro sinistro da fuori area centrale, parato facilmente da Falcone. Ora il Cosenza che ci prova dalla corsia di destra, c'è Tiritiello per Sueva, ancora in mezzo per Carretta, su di lui due uomini, Magnino e Bassoli. Carretta riesce comunque a dar palla a Tremolada che va a destra da Crecco lì lato corto dell'area di rigore, il cross in mezzo e un tiro con Perisani che blocca in un primo tempo, e poi con l'aiuto di Camporese esce la difesa del Pordenone. Siamo al 41esimo, Pordenone 0, Cosenza 0. Nono della ripresa, il gioco è fermo perché c'è un problema per un giocatore del Cosenza. Si tratta di Crecco, costretto ad uscire dal campo. In questo momento il soccorso dei sanitari. 0-0 tra Pordenone e Cosenza. C'è stata un'occasione per il Pordenone in avvio al quarto minuto con Magnino, tiro alto sopra la traversa. Il gioco è fermo, i giocatori ne approfittano per un piccolo time out per abbeverarsi. Si riprenderà tra pochi secondi. Siamo al nono, Pordenone 0, Cosenza 0. Lignano. 16esimo, Pordenone 0, Cosenza 0. Pordenone vicino al gol con una traversa di Camporese, ma il gioco è stato fermato per fuorigioco dello stesso difensore del Pordenone. E poco prima una grande occasione, la prima vera grande occasione del Cosenza, con un colpo di testa di Crecco fuori di pochissimo alla destra di Perisano. Ora il Cosenza che cerca dalla corsia di destra, con una rimessa in gioco, di proporre una nuova azione offensiva con Conè. Attenzione, il sinistro lo carica alto sopra la traversa. Si ripartirà con una rimessa con i piedi da parte del portiere Perisan. Al 17esimo c'è stata anche la sostituzione con Pasa nel centrocampo del Pordenone, è entrato al posto di Calò. 17esimo, Pordenone 0, Cosenza 0. Lignano. 25esimo allo stadio Tegil, 0-0 tra Pordenone e Cosenza, partita che si sta innervosendo. D'altra parte la posta in palio è alta, c'è in ballo la salvezza. È stato ammonito Tiritiello per un fallo su Musiolic, e poi è stato ammonito Domizzi, l'allenatore del Pordenone, dall'arbitro Fabbri per proteste per un presunto fallo di mano all'altezza della tre quarti avversaria. Ora l'arbitro Fabbri va di nuovo verso la panchina ed espelle, mi sembra, l'allenatore Occhiuzzi. Vediamo se si tratta così. No, espelle il secondo di Occhiuzzi, e allora un'altra espulsione dopo quella sulla panchina del dirigente Berrettoni del Pordenone. Ora è ammonito espulso il secondo dell'allenatore delle Cosenza. Siamo al 26esimo, Pordenone 0, Cosenza 0. Antonio Lopez. Scusami, interviene Pordenone perché c'è il vantaggio del Pordenone, il gol di Butic. Pordenone 1, Cosenza 0, il minuto è il 33esimo. A te, Sarameini. Risultato importantissimo quello detto appena da Sebastiano Franco. Lignano.
37esimo allo stadio Telghe, è cambiato il risultato, Pordenone in vantaggio sul Cosenza per 1-0, il gol che può valere una stagione, che può significare salvezza per il Pordenone di Carlo Butic al 33esimo, il cross e assist dalla sinistra di Ciurria che ha riconquistato palla all'altezza del lato corto dell'area di rigore, è entrato in area a corsato di sinistro, Butic ha messo dentro per il gol preziosissimo del vantaggio del Pordenone che ora cerca di gestire questi ultimi 8 minuti di gara più recupero, con il Cosenza alla disperata ricerca del gol del pareggio, e poi comunque servirebbe ancora una rete al Cosenza per arrivare ai play out da giocarsi sempre contro il Pordenone. Allora siamo al 37esimo, Pordenone 1 Cosenza 0. Lignano. 45esimo, Pordenone in contropiede, Butic per Ciurria, non ci arriva il giocatore del Pordenone, 1-0 del Pordenone sul Cosenza. Pordenone in questo momento salvo, Cosenza direttamente in Serie C, ci saranno 5 minuti di recupero, Cosenza in 10 per l'espulsione di Tiritiello pochi minuti fa per un fallo, una gomitata sul contrasto aereo su Bassoli, e quindi davvero si fa difficilissima per il Cosenza che ha 5 minuti di tempo per segnare 2 reti. Ora usufruisce di una rimessa laterale dalla corsia di sinistra, Pordenone che ha fatto entrare in campo Barisone e Scavone al posto di Bassoli, è misurata il minuto, il primo dei 5 di recupero, Pordenone 1 Cosenza 0. Ottavo e ultimo posto. Interviene Lignano perché c'è il raddoppio del Pordenone con Vogliacco, il quarto dei 5 di recupero, Pordenone 2 Cosenza 0. A te. Studio. Lignano. A Lignano è finita proprio in questo momento, il Pordenone è salvo perché ha battuto il Cosenza per 2-0, il gol al 33esimo di Carlo Butic, il raddoppio al quarto di recupero di Alessandro Vogliacco, Pordenone 2 Cosenza 0, Pordenone che festeggia, giocatori del Cosenza in lacrime in campo. Studio.